Eccolo il momento più emozionante. Roberto e Fabrizio, 31 e 54 anni, gestiranno insieme il primo bar all'interno dell'ospedale di Jesolo. Si arricchisce così di un nuovo tassello il progetto che ha visto nel 2013 l'inaugurazione della spiaggia di Nemo, completamente attrezzata per le persone diversamente abili. Questa spiaggia è diventata la spiaggia più inclusiva e una delle più belle spiagge della nostra costa italiana. Complimenti veramente anche ai gestori e da oggi si inizia un altro percorso, che è quello dell'apertura del primo bar di questo ospedale, dell'ospedale di Jesolo, e in questo bar lavoreranno 2 persone diversamente abili e quindi ecco che l'integrazione tra turismo, sociale, sanità, in territorio si sta veramente realizzando con questo sogno che sta diventando sempre più realtà. Un progetto importante di inclusione, turismo accessibile e integrazione, ha spiegato l'assessore regionale Emanuela Lanzarin, presente alla cerimonia. Un tassello in più rispetto a già le tante cose che sono state fatte rispetto all'accessibilità, l'inclusione, l'integrazione, il turismo accessibile. La spiaggia di Nemo la conosciamo, gli sviluppi che ci sono stati lungo tutto il litorale da 2 anni a questa parte, gli investimenti, con anche questo punto di ristoro all'interno dell'ospedale che diventa un momento quindi per socializzare, un momento anche relazionale, però con l'ausilio appunto dell'inserimento lavorativo di 2 ragazzi disabili vuol dire anche interpretare bene quelli che sono i percorsi di autonomia, di vita indipendente, di integrazione vera e propria. Il bar è un'ottima idea, dice il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, che parla anche della spiaggia attrezzata e importante che dà la possibilità a tutti di poter raggiungere il mare. Bellissima l'idea di rendere questo bar non solo accessibile ai disabili, ma che all'interno ci siano anche 2 persone che hanno dei problemi, che saranno assunti come dipendenti, che quindi potranno essere occupati e essere considerati persone normali. Ma questo, come detto, è solo un tassello perché il progetto è in continua evoluzione. Questo progetto continuerà, il prossimo anno vorremmo appunto spostare il progetto del turismo sociale inclusivo sull'inserimento lavorativo di tanti ragazzi che ci sono nei nostri CEOD, nei nostri centri, ragazzi che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di inserirsi nel mondo del lavoro. Il turismo porta tanto lavoro ed è giusto che gli imprenditori del nostro litorale assumano questi ragazzi con il nostro aiuto di aziende sanitarie, con i nostri educatori, con i nostri servizi di inserimento lavorativo, ma che li assumano e gli diano questa possibilità di integrarsi nel mondo del lavoro.